Sì, si realizza un sogno. Devo ringraziare anche i sindaci di Carbonera e di Spresiano perché abbiamo fatto un grande lavoro di squadra, gioco di squadra, abbiamo ottenuto dei finanziamenti tramite il FUNT, che è il Fondo Unico del Turismo Nazionale, che erano diciamo assegnati alla Regione Veneto e io ho fortemente voluto impiegarli in questa bellissima pista cicloturistica che sarà fondamentale non solo per la mobilità cittadina, per la sicurezza dei nostri cittadini che ovviamente la potranno utilizzare, ma anche per tutti i turisti che da Treviso potranno arrivare fino al velodromo, perché verrà realizzato anche il nuovo velodromo sportivo qui a Spresiano. Si potranno incontrare tanti punti di interesse in questo territorio tra Carbonera e Spresiano, molto importanti e strategici, e quindi finalmente dal Piave a nord di Spresiano una pista ciclabile che grazie al nuovo progetto e grazie anche alle piste ciclabili già esistenti sul territorio andrà a raccordarsi a Treviso, da lì al Girasile, quindi paradossalmente da nord di Spresiano, dal fiume Piave, si arriverà fino a Jesolo. Quindi un progetto importante, ripeto, di sicurezza urbana, di sostenibilità ambientale, ma soprattutto un progetto turistico importantissimo anche in prospettiva appunto della realizzazione del nuovo velodromo.